Il problema è che i giocatori pensano di essere, non so, pensano troppo alla Serie A, vedono la Serie A, vedono la Champions League e poi dopo, quando gli dico di calmarsi e di entrare in campo e di essere sereni e di pensare alla partita invece di pensare agli altri, invece poi come al solito ricaliamo 10 minuti. Pronti via, siamo partiti 2-0, siamo partiti, poi abbiamo recuperato la partita da grande squadra 4-2 e poi ci si mettono gli arbitri in mezzo perché fanno delle cose che delle volte io non li capisco, perché dalle immagini si vede l'arbitro che indica la rimessa dal fondo, un giocatore nostro va a prendere la palla e si trova addirittura fuori posizione. E infatti va a prendere, battiamo un angolo senza un uomo in area di rigore. Va benissimo, abbiamo preso un gol, abbiamo preso assurdo, abbiamo preso, che non si può mai prendere. Una partita che io vado a rivedere 100 volte e abbiamo praticamente tirato solo noi in porta. Solo noi in porta abbiamo tirato, quindi non è quello, non è la partita Cotton, Golbet, Roma e via dicendo. Abbiamo giocato una partita e siamo partiti pronti via 2-0 per loro, partita ribaltata 4-2, quindi cioè ci siamo fatti 2 gol noi, ci siamo fatti e poi partita 4-2, quindi per me è una partita che non ha senso, cioè poi siamo stati noi, cioè noi siamo proprio gli artefici delle nostre partite, i nostri successi, i nostri insuccessi, perché non si può proprio vedere una cosa del genere. Mi dispiace dirlo, ma non esiste che io parto pronti via 2-0 per gli altri, non esiste. Poi l'ultimo gol lo posso anche prendere per errore dell'arbitro, per errore nostro, per errore, ma io devo stare lì 4-1, no 4-3.